30 anni fa in Sardegna il primo trapianto di midollo osseo. Roberto Pilloni ricorda quei momenti. Lo ha incontrato Simone Lupo Bagnacani. Qui stavo facendo il trapianto, Ah, proprio. proprio perché il trapianto è una trasfusione. Sono passati 30 anni da quel 31 di agosto del 1987 in cui la vita di Roberto Pilloni è cambiata. È stata anzi salvata dal primo trapianto mai effettuato in Sardegna, che a 28 anni ha sconfitto la leucemia grazie alla donazione di midollo del fratello. Ho avuto paura perché io sapevo che le leucemie ti ammazzavo. Poi quando mi hanno detto che c'era il trapianto del midollo, un respiro di sollievo. Cosa si ricorda lei che l'ha subito? È stato il paziente zero di quei giorni. Tutto l'amore che mi hanno dato i medici, poi la contentezza di essere ancora qui, è stato bello. È un frangente della mia vita che non si può dimenticare di certo. Se i trapianti di midollo si effettuavano già in Italia, l'apertura di un centro specializzato in Sardegna ha permesso di superare grandi difficoltà e salvare molte vite, come nel caso di Pilloni. Io ero una famiglia molto povera, non ho voluto caricare mio padre di queste spese, sono rimasto a Cagliari. Mi avevano detto che c'era la possibilità di farlo a Cagliari, ho aspettato In questi 30 anni Pilloni ha affrontato una vita in tutto per tutto normale. alti, bassi, sposato, lavorato, andato male al lavoro, un po' di tutto, sai. Ora Roberto ha un lavoro fisso e al suo fianco c'è la ragazza che lo ha accompagnato durante tutta la malattia e gli ha dato 3 figlie. Ma per Pilloni c'è anche un'altra famiglia, l'equipe che lo ha salvato. Per me sono i miei fratelli. Il più che mi è rimasto nel cuore è Giorgio Lanasi, perché eravamo come due amici, parlavo di tutto anche quando ero lì. Poi c'era il professor Kunz, il piccolo grande uomo, perché la prima volta che l'ho ho visto questo piccolo, ho detto ma lui è il professore che mi deve fare, sì. No, mi sembrava strano, no? E poi, una volta conosciuto, ho capito. Infatti gli ho messo subito piccolo grande uomo.